25 aprile, una giornata nazionale molto importante appunto per l'Italia, vedo anche molto per Milano. Beh, Milano è una comunità che non dimentica e soprattutto fa un lavoro importante perlomeno da 15 anni, coinvolgendo anche i giovani e le scuole, la scuola primaria di secondo grado e anche le scuole superiori. Ed è questo credo il lavoro più importante, quello di trasmettere la memoria, perché ricordiamo che oggi ricordiamo il giorno in cui è stata ridata la libertà e la democrazia grazie a tanti e diversi giovani di diverse appartenenze che hanno combattuto, lo ricordiamo, erano molto diversi e tutti insieme però. Quanto vale oggi ancora ricordare questo giorno, anche se sono trascorsi tanti anni? Vale perché ci vuole molto poco perché si riprenda un po' questa indifferenza, come dicevo anche poc'anzi nel mio discorso, e perché si rischi anche di non permettere a tutti di esprimere le proprie idee. Mi pare che abbiamo avuto episodi molto gravi, anche recenti, ed è questo che dobbiamo soprattutto trasmettere, tramandare e non dimenticare che è accaduto ed è accaduto per l'indifferenza con un grande consenso, ed è per quello che non possiamo permettere che riaccada ancora. Oggi si festeggia anche la giornata dei fiori. Ah beh sì, ormai è tantissimo, credo quasi 30 anni che il 25 aprile è la festa della liberazione, la festa di San Marco e la festa dei fiori a Milano, in cui ringraziamo la Pro Loco e i tanti volontari che rendono così piacevole la nostra città e così viva, e insieme c'è una comunità che la sostiene. Grazie. Grazie a voi. La mattina mi sono svegliato.